La crisi finirà, ma solo a partire dal 2011. Se quest'anno la crescita economica nel nostro paese segnerà un meno 5%, nel 2010 si dovrebbe attestare attorno al più 0,7% e solo a partire dal 2011 la previsione di crescita del PIL raggiungerà il 2%. Nel frattempo si perderanno altri posti di lavoro. A dirlo è l'ufficio studi della CGIA di Mestre, che ha calcolato in 292.200 i posti di lavoro a rischio. Il tasso di disoccupazione nel 2010 toccherà dunque l'8,8% e alla fine del prossimo anno i disoccupati saranno quasi 2.200.000. Se si pensa che fino ad oggi, dall'inizio della crisi, sono andati bruciati 179.000 posti di lavoro, la CGIA ipotizza che i disoccupati vittime di questo momento storico si attesteranno alla fine di questo ciclo economico sulle 471.000 unità. Nella provincia di Venezia nel 2009 il tasso di disoccupazione salirà al 4,9% e i senza lavoro saranno oltre 18.000, con un aumento rispetto all'anno scorso di circa 5.000 unità. Peggio comunque per le altre province del nord Italia. Solo nel milanese il tasso di disoccupazione sarà del 4,7%. Le province di Torino, Trieste e Genova segneranno un tasso ben superiore al nostro. In ogni caso, secondo l'elaborazione dei dati dell'indagine Excelsior che il Ministero del Lavoro e Unioncamere fanno ai titolari d'azienda, risulta che nel 2009 le imprese del nostro territorio assumeranno oltre 10.000 lavoratori. Le figure più richieste? Professioni qualificate legate alle attività turistiche ed alberghiere, ragionieri e tecnici da inserire nelle attività amministrative, commessi e personale qualificato nelle attività commerciali, edili ed operatori addetti alla cura delle persone.